2 sono finiti in manette e ora è caccia aperta ai complici, 2 croati in fuga con la refurtiva. Davanti al jeep uno dei banditi che il 28 agosto in via Boiago a San Giuseppe hanno aggredito in casa e rapinato un'anziana di 74 anni, Bruna Colusso, ha ammesso non solo di aver compiuto il colpo, ma di aver partecipato anche alle rapine agli altri 2 pensionati di Preganziole e Castagnole. In cella sono finiti un 18enne croato nato a Treviso, Radosan Kostic, giocatore di calcio a 5 nelle file del futsal Villorba, e un romeno di 25 anni, Emanuel Gabriel Farkas. Raccolti i sufficienti elementi su di loro, la squadra mobile ha chiesto al magistrato l'emissione di un'ordinanza di fermo. La procura, in grande sintonia, ha emesso il provvedimento e poi la chiusura è avvenuta quando, una volta eseguiti i fermi, uno dei 2 ha ammesso la piena responsabilità di entrambi per l'episodio del 28. Dal 18enne croato gli investigatori sono risaliti al complice romeno. Non è stato difficile collegare l'uno all'altro e soprattutto la cosa più complessa, aspettare che entrambi fossero compresenti all'interno del medesimo appartamento, onde evitare che l'esecuzione del provvedimento nei confronti di uno potesse allarmare il secondo e consentirgli magari una fuga. I 2 sono stati prelevati nell'abitazione di Kostic a Fontane. Ora le indagini proseguono per chiudere il cerchio intorno alla banda e per chiarire le responsabilità dei singoli in merito alle 3 rapine.